Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata cercheremo di rendere popolare un tema complicato come quello dell'economia, ma siccome lo facciamo dalla parte delle imprese, insomma, tutto può essere semplificato. Lo facciamo con Mario Citron, che è stato confermato per la terza volta alla presidenza del Consorzio Veneto Garanzie, emanazione di Confartigianato Veneto. Quindi sarà in carica fino al 2019. Partirei da un dato personale, perché le note biografiche dicono Mario Citron, termoidraulico dal 1974. Ma oggi lei chi è? Un finanziere, un banchiere, solamente un artigiano prestato all'economia, perché fra l'altro è stato anche vicepresidente di Fedartfidi, la Federazione Nazionale dei Confidi Artigiani. Quindi insomma, le piace questo mondo? Sì, beh, intanto buongiorno a tutti. Sono un artigiano prestato al mondo associativo che naturalmente cerca di svolgere al meglio quello che è l'incarico a cui è stato chiamato, insomma. E chiaramente la storia non parte da ieri, ma insomma, come tutti i dirigenti di Confartigianato, la gavetta è stata fatta all'interno delle associazioni territoriali, in particolare nell'Opitergino Mottense e poi Treviso, con la cooperativa artigiana di garanzia, che così si chiamava a suo tempo, e poi con il consorzio regionale, con le fusioni e quant'altro. Perciò ne abbiamo viste un po' di tutti i colori e abbiamo fatto una certa esperienza. Ecco, ma un qualche dato. Il patrimonio complessivo del Consorzio Veneto Garanzie ammonta a quasi 23 milioni di euro. Nel 2016 sono state realizzate 2.400 operazioni, ha 16 sedi territoriali, 43 specialisti a disposizione, sono soci del Consorzio Veneto Garanzie, 8 confidi di primo grado. Allora, insisto con la domanda di prima, lei aveva una predisposizione così naturale alla finanza, le piaceva già prima? Sì, non è che perché insomma, per me l'artigiano, poi fra l'altro lei è un termoidraulico, è colui che lavora con le mani, qua la vedo tra interessi, banchieri, che so, TAIG. Diciamo così che il mondo delle cooperative, come tutto il mondo bancario, si è evoluto molto. Poi Banca d'Italia ha imposto determinati limiti di operatività con i quali abbiamo dovuto fare i conti e fare il salto di qualità. Nel caso nostro, avendo superato i limiti imposti da Banca d'Italia, abbiamo dovuto fare il passaggio e diventare soggetto vigilato Banca d'Italia. Poi chiaro che insomma sono cose che esperienze e diciamo così cose che non si acquisiscono in 4 e 4-8, nel senso che gli anni che hai fatto di esperienza prima in piccole cooperative poi sono serviti per, naturalmente, poi non è un lavoro che faccio a tempo pieno perché questo naturalmente... Sì, ma ne deve capire però tra Basilea 1, Basilea 2, Basilea... C'è un management, insomma c'è direttori, vice direttori e quant'altro, c'è una struttura insomma abbastanza complessa perché poi anche la vigilanza stessa, cioè il controllo di Banca d'Italia, sono procedimenti abbastanza complessi e delicati a cui siamo chiamati a rispondere facendo determinati livelli di operatività e avendo dimensioni di un certo tipo. Adesso parliamo anche di come si sta evolvendo poi il Consorzio Fidi, però una domanda d'attualità è necessaria. Come ve la cavate con Veneto Banca e Popolare di Vicenza? È chiaro insomma, che la crisi di queste due popolari ha messo in ginocchio un po' tutto il Veneto e non solo, ma in particolare da parte del nostro mondo vengono a mancare perché insomma purtroppo anche quello che si sta vedendo, anche leggendo gli ultimi giorni, gli ultimi periodi, con il dubbio che non si sa se possano effettivamente completare il guado e il periodo difficile che stanno passando, perché naturalmente devono essere ricapitalizzate per poter ripartire alla grande, e queste hanno creato dei non pochi problemi anche per quanto riguarda, diciamo così, i riferimenti bancari nel nostro territorio, perché erano due banche importanti con cui noi come Confidi, operando su quasi tutto il territorio regionale, erano considerate insomma due strutture e anzi facevamo anche dei numeri importanti. Oggi queste non ci sono più, o perlomeno insomma stanno purtroppo diciamo così, operando in maniera molto più critica, e chiaramente noi attendiamo che questo passaggio difficile possa essere completato sperando di avere di nuovo un interlocutore veneto che possa sopperire a quello che erano prima le due banche. Anche perché c'è anche un altro capitolo che si sta aprendo, che è quello del credito cooperativo, altro filone bancario a voi vicino. Insomma. Quella è sicuramente un'altra... Nell'ambito della riorganizzazione del sistema bancario italiano, i crediti cooperativi si stanno dividendo
in due filoni, quelli che fanno riferimento all'ICREA, che è la centrale nazionale, e quelli che stanno facendo riferimento invece ad una cordata che è nata in Trentino. Detto bene, insomma, da parte nostra anche il mondo cooperativo sono sempre state banche, essendo territoriali, banche diciamo così locali, che tutto sommato anche raccoglievano nel loro libro soci artigiani e anche piccoli commercianti, piccole imprese, artigianato e agricoltura e quant'altro, erano molto simili diciamo alla nostra struttura, e naturalmente da sempre il mondo delle BCC ha da sempre svolto un ruolo molto importante per quel che riguarda le piccole e piccolissime imprese o i lavoratori autonomi che noi associamo. È chiaro che anche qua stiamo attendendo con trepidazione, perché una volta definiti diciamo così i due gruppi, vorremmo capire come poi queste si posizioneranno, se continueranno a avere una forte diciamo così caratterialità locale, piuttosto che dovranno, come si no, non l'auspicio, ma il timore è che dovranno sottostare anche queste a determinate regole imposte da livelli più alti, e purtroppo magari certe libertà di manovra o di libertà di azione verranno a mancare. Attendiamo con trepidazione perché lo svolgimento del... Ecco, ma voi siete soddisfatti del rapporto col credito cooperativo? Cioè, anni fa c'è stato un momento, nel momento delle grandi fusioni bancarie nazionali, che proprio il mondo artigiano si era speso molto per le banche di prossimità, chiamiamole così, credito cooperativo in primis. Siete rimasti soddisfatti o scottati del... No, diciamo che per quel che riguarda il nostro comparto, il nostro sistema diciamo così, dell'artigianato, della piccolissima impresa, il mondo delle BCC, delle banche di credito cooperativo, quando le grosse banche avevano diciamo così, migrato con i centri direzionali fuori dai territori e quant'altro, queste si sono dimostrate che insomma, molto disponibili e insomma, hanno dato una grossa mano al territorio. Poi è chiaro che, come sempre, insomma, come nel mondo bancario, se dai molto poi è chiaro che prima o dopo magari lo scotto lo paghi, è cosa che negli ultimi periodi anche queste si sono trovate un po' a corto di liquidità, insomma, con i problemi sempre dettati e dei controlli dovuti da Banca d'Italia. Però diciamo che da sempre insomma, sono sempre state molto vicino al territorio e alle piccole imprese. Lascio l'attualità, se no occupo tutto il tempo della trasmissione, ma le cose sono proprio calde. Veniamo a parlare di come sta cambiando il Confidi. Vedo che in una sua dichiarazione lei parla: il nostro compito sarà sempre più consulenziale, cioè consigliare l'artigiano su come rapportarsi con le banche, suppongo. Sì, perché riteniamo che assieme al nostro, diciamo così, associazione di riferimento che è Confartigianato, il ruolo del Confidi, cioè, anzi il Confidi stesso, sia rimasto, non dico l'unico baluardo, ma quasi, di intermediazione con il sistema bancario, nel senso che l'impresa o la piccolissima impresa che è nostra associata, chiaramente confrontandosi con il mondo bancario, con una banca piuttosto che l'altra e quant'altro, oggi come oggi, per effetto della crisi che ormai, come dicevamo prima, non accenna a diminuire, anzi questo sarà l'andamento che dovremmo, tra virgolette, aspettarci anche in futuro, al di là di piccoli spostamenti. Noi vogliamo essere quello che accompagna la piccola impresa in banca, ma naturalmente aiutandola a farla crescere dal punto di vista diciamo così, della conoscenza della finanza e di quello che sono gli strumenti che devono essere, tra virgolette, dal bilancio e non solo, gli strumenti che devono essere, diciamo così, approcciati per poter rapportarsi con il mondo bancario in modo che il mondo bancario possa dare ancora credito alla piccola impresa. Perché oltre però a questo aspetto consulenziale, come lo definite, voi anche contribuite concretamente a far sì che l'artigiano possa avere il prestito, perché arrivate fino a garantire, mi pare, il 50%. Sì, no, la nostra garanzia copre mediamente il 50% di quello che l'impresa chiede alla banca, ma noi vogliamo essere, diciamo così, una gamba del tavolo che aiuta l'impresa quando deve fare un investimento a pianificare determinati appunto investimenti e a far sì che con la banca si possa ottenere il meglio e quanto più possa essere necessario per l'impresa, perché quello che a noi spaventa, è al di là diciamo così, del calo dell'operatività dovuto alla crisi, è che oggi abbiamo il timore che la piccola impresa o lavoratore autonomo, che oggi naturalmente è bersagliato da notizie bancarie e quant'altro, abbia anche
per effetto anche della crisi, di quello che sta succedendo, una volta uno non faceva in tempo a entrare in banca che qualsiasi direttore di filiale, se non anche il cassiere, gli elargiva o gli chiedeva: hai bisogno di un finanziamento, devi cambiare il furgone, l'allestimento, non so che cosa, l'azienda o quant'altro. Oggi abbiamo l'impressione che la cosa sia completamente capovolta, nel senso che uno sa che se non ha in regola, non dico solo il bilancio, ma tutta una serie di nozioni e di comunicazioni che la banca chiede, sa che non può neanche mettere piedi in banca perché si troverebbe di fronte a un muro o la negazione di quanto richiesto. Noi vogliamo essere l'aiuto per questo. Grazie, penso sia stato chiaro, abbiamo anche affrontato temi d'attualità. Concludo con un sorriso quando lei prima diceva qualche tempo fa bastava entrare in banca ed era la banca che ti offriva. Visto l'esempio di alcune banche è meglio che offrano poco, visto che cosa hanno offerto e come sono finiti molti risparmiatori nel nostro paese. Grazie a Mario Citron, che ricordo essere il neoconfermato presidente del Consorzio Veneto Garanzie Emanazione di Confartigianato Veneto. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Alla prossima.